Ingenuità clamorosa di Di Lorenzo, cioè c'è solo da discutere nel momento in cui sbagli quell'ingresso, no? Quel movimento. Fai il fallo e o lo fai segnare e te la giochi 11 contro 11, è l'unica cosa che posso pensare. Dai amici bellini, dai! Ne apriamo una fretta e questi partono subito. Le formazioni uguali, tutte e due, sia loro che noi, quindi sappiamo in teoria cosa aspettare. E non dovrei laggare, perché è un altro sistema, la live ieri com'è andata? È andata meglio, speriamo. Vai Kevin! Voglio, voi non in tanti avete visto la simulazione, mi dispiace. Che già dovreste sapere come va. Io vi ho chiamato una giocata, che è quella della sventagliata alla Nathan a cambiare campo, perché i terzini possono essere presi in contropiede. Ma calmi, che sono sti fischi per Donnarumma? Non credo, cioè non lo so. Non si pressa il portiere, non si pressa. Tanto non sa cosa farci con la palla. Vai Højlund, pressing, non mollare. Te ha tirati, è pazzo, è pazzo. Bravo Højlund! Va bene. Avete notato il nuovo font? Che non dobbiamo usare quello della Serie A. È la prima volta, lo faceva il Milan, per noi è la prima volta. Font proprietario. Bravo Politano. Maronnami proprio sul Foden e finì. Fallo. È dato un po' a vuoto Di Lorenzo. Calma. Bravo Kevin! Vai Reinders! Questo me lo devo scrivere perché... No. Maronna mia! Doku solo lui. È struppiato Højlund! Che cos'è? Una storta? Che cos'è? Speriamo che qualcuno gli ha dato un pestone. Madonna mia, no. Doku se ne va da tutte le parti. Proprio imprendibile. La sventagliata di Kevin, aiuto Spinazzola, ecco qua, quello che vi dicevo. Vai Spina! Mettilo bene! Bravo! Maron! Le linee Foden è pericolosissimo. Pigliate sta palla, vai! Doku, vedi. Bravo Politano, dai. Chi se lo marca Haaland? Chi se lo marca? Nessuno. Bravi, siamo usciti bene. Vai Scott. Vai Politano, perché Doku non ce l'ha la fase difensiva. Vai, punta. Aiuto, Madonna, mi commazzo. Come offside? Dopo l'offside. Questo colpo di testa di Beuke, ma vale. Bravo San. Se diventa San Beuke, ma la regola così. Occhio, bravo. Di Lorenzo. Palla? Sembrava fallo e rosso, ma deve aver preso la palla per forza. L'arbitro ha visto. Speriamo. Maronna mia. Male Beuke, ma là e poi io non l'ha mai toccata. Non l'ha mai toccata. Io vedo proprio da tifoso, vedo uno sfioramento, ma non l'ha mai toccata la palla. Di Lorenzo ha fatto proprio la faccia di chi sa di non averla proprio toccata. Signori, è stato bello, è durato 20 minuti. Proprio coi tacchetti, forse sfiorato, ma nemmeno. Servirebbero altre telecamere, perché sappiamo che con altre telecamere... Vabbè, cioè... Non lo sa, vedi, lo sa, non dice proprio niente. Male. Farei, ma poi, vabbè, prima Reinders. Io farei Spinazzola a destra e metti Gutierrez, se Gutierrez fosse pronto, Gutierrez a sinistra, così ti fai le due fasce e sacrifichi Politano. È l'unica che mi viene in mente. O Oliveira, insomma, se Gutierrez non è pronto. Però Gutierrez, proprio un errore fesso, devo dire. Fesso proprio. Bravo Politano. No, però Politano la dare a loro. Mamma mia, Haaland. Bravo De Bruyne, mamma mia, e questa è proprio la sventagliata che dicevo. E se Politano la mette a terra però. No, che vergogna. Cioè, toglie a De Bruyne, ma per lo capisco, ma non lo capisco. Che ingiustizia. Manteniamo un 5-3-1 praticamente. Bravo Savic. Foden, Savic.
non li puoi pressare più in avanti perché se un uomo in meno ti fanno a fettine, mo devi solo aspettare con pazienza e gargane. Dai Oliveira che ce l'avevi l'intercetto. Bravo McTominay. Boom. Così diventa difficile. Io per questo non avrei tolto Politano, e lo dico seriamente, per avere uno come De Bruyne che nella sventagliata almeno c'ha una gittata lunga che può pescare qualcuno. Io capisco il lavoro che farà di aiuto sulla fascia, però bravo Politano, vai. Che ha calpestato il ginocchio. Vabbè, chi ste te ne vinda 1,93 di gomma, non si fa niente. Voglio i calci piazzati, è l'unica proprio. Però no, se la diamo direttamente a Donnarumma, no. Bravo, buongiorno. Savic. Bravo Spina. Occhio il secondo palo, ve l'ho detto ieri, 2 giorni fa, 3 giorni fa. Occhio! Savic. Fuori gioco. Piglia anche sta, vai. No. Continua. McTominay. Bravo Spina. Milinkovic Savic, va bene, li uscite, però prendila, impattala. Facile, pensavo fosse più facile. Ancora! Madonna mia. E che se poi va la partita in cui Savic viene bombardato. È andato a terra veloce stavolta, eh? Guardiol. Se resistiamo un altro po', magari entra un po' di frustrazione e sbagliano qualcosina, magari. Occhio. Tigiani. Voglio perché? Bravo Matteo. Vai anche sa. Sì, distenditi. Bravissimo Lopo, la sfendagliata. Mettilo tu. Spina, dai. Mannaggia. Occhio, Olive. No. Politano. L'ha salvato. Stiamo facendo un autogol glorioso proprio mondiale. E sto fallo non c'era di Politano. Occhio! Vabbè, qua serve la prestazione stoica. Lasciate parecchi like perché è l'unica cosa che noi possiamo fare. Questa sentenza comunque Vania sarà un successo, ragazzi. Avevi un gioco di parole in serbo. Sai. Dai. Bravo Beukema. Bravo Polità. Occhio. Bravo, buongiorno. Al centro però. No, Marò Foden. Bravo Oilund. Ce lo chiami un fallo per sfizio? Piglia la botta, capigli? Bravo. Bravi, impressione alta. Vai anche no, al centro non c'è nessuno. Ci sta che spendi il giallo. Bravo Politano, ci sta. E capisco anche questa sostituzione perché ha preso il giallo, ha speso tanto e adesso... Occhio! Ha fatto il più scemo dei gol. Vabbè. Non si può, Pensi di resistere per sempre con questi qua? Vabbè, Foden fa una cosa che non sta nei manuali del calcio. È un gran gol, non ci puoi fare niente. Solo per la cronaca, stiamo a 5. Oliveira, Juan Jesus, buongiorno, Beukema, Spinazzola. I soliti 3 a centrocampo e Oilund da solo a correre come un pazzo. Bravo Spina. Però no. Sono asfissianti. Prima solo non ci fa male, questa è poi alla fine la partita. Bella gomitata! Inutile in quel movimento, ma bella gomitata in faccia. Non controlliamo niente perché non mi sembra il caso. Signori, gomitata! Gomitata! Vabbè, niente. Non se ne parla nemmeno. Anche perché poi la telecronaca è inglese, quindi che vuoi parlare? Vorrei sapere che cosa dice la telecronaca in italiano che vi siete sentiti voi. Cambio di gioco, guarda, 63esimo e 40 secondi. Mamma mia, dopo quanto sei forte. Mamma mia. Vai anche sa, dai, regalami un fatto. No, così no. Così
Vi siete scocciati? Che stai 1-0, tu dici vabbè, vado, non può succedere un fatto, ma adesso c'è quella sensazione di arrendevolezza naturale. Ricordatevi che questa Champions, i gol fatti, i gol subiti sono importantissimi. È giusto non far sbattere Højlund inutilmente. Ci sta pure questa, secondo me. Neres, vai Neres, prima punta. Sai Lucca come sta con te? Però è logico, no? Che Lucca da solo, senza nemmeno la velocità di fare un po' di pressing, non avrebbe senso. Elmas. Bravo Elmas. Voglio, non è finita, Cioè, se riusciamo con dignità a farne uno, perché no? Bravo Gilmour. Vai Elif. Bravo Scotti, metti un bello cross, Spinazzo. Dai. Un gol a chi? Bravo Gilmour, quasi. Cara Svelia, vabbè. La partita è finita al gol di Doku, onestamente non c'è niente su cui reagire. Cioè, mi dispiace troppo assai per Kevin, che si meritava una partita diversa. Cioè, si meritava una partita da giocare. Mi segnalano anche una sbracciata di Haaland su Beukema poco prima del fallo di Di Lorenzo. La voglio rivedere bene. Ovviamente c'è poco da dire. Per me già quella gomitata che danno ad Anghissà, già quella la devi andare a rivedere, ma un po' tutto l'andazzo della partita coi falli non è stato proprio equilibrato, se devo dire la verità. Quindi i fischi per Donnarumma erano da parte nostra, essendo un Donnarumma figlio di vabbè, evitabile. E va bene, male la prima, purtroppo ingenuità clamorosa di Di Lorenzo. Cioè, c'è solo da discutere nel momento in cui sbagli quell'ingresso, no? Quel movimento, fai il fallo e o lo fai segnare e te la giochi 11 contro 11. È l'unica cosa che posso pensare. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Lasciate i like di pietà, perché questo è un video che se lo guarderanno più i tifosi avversari. Controbattete con i like.